Buongiorno a tutti, Focus TG, mercoledì 2 luglio, ore 12 in punto, e noi siamo qui per farvi compagnia fino alle 13:30, quello è l'obiettivo, cercare di raccontarvi in maniera più completa e aggiornata possibile quello che accade a nord-est, quello che accade in queste ore, quello che accadrà, quello che è accaduto, insomma cercare di essere una compagnia ma nello stesso tempo anche una fonte di informazione per tutti voi. Staremo insieme fino alle 13:30, abbiamo come sempre molti collegamenti esterni, anzi tra pochissimo usciremo dallo studio e vi anticipo un po' i temi che sono quelli della sicurezza, i temi della frana a San Vito di Cadore con gli aggiornamenti, poi parleremo di caldo naturalmente, e poi tutta la parte dedicata alla cronaca, che sia cronaca anche giudiziaria o cronaca più, diciamo così, spicciola. Allora, come vi ho anticipato, andiamo subito fuori dallo studio, usciamo subito, andiamo a Vicenza perché è arrivata la zona rossa anche in città, a Vicenza, in centro, come in altri capoluoghi del Veneto, in particolare nel capoluogo berico riguarda la zona del cosiddetto quadrilatero. È entrata in vigore ieri e adesso ci racconta tutto però Luisa Bertini, che è collegata con noi da Campomarzo insieme a Simone Squarcina, è un ospite. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con i consiglieri comunali Niccolò Clerio e con il consigliere regionale Gio Formaggio per parlarvi appunto della zona rossa, che è stata istituita con ordinanza del prefetto Filippo Romano, ovviamente maturata la decisione in seno al Comitato Ordine e Sicurezza. Zona rossa che si estende nella zona della ferrovia, della stazione di Campomarzo, così come di altre aree considerate le zone calde un po' della città, quindi al quadrilatero. Durerà fino al 30 settembre e questo divieto di stazionamento previsto dalla zona rossa sarà rivolto ai soggetti non residenti all'interno di queste aree che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi e molesti e che risultino già destinatari di segnalazioni all'autorità giudiziaria per reati predatori come ad esempio furti, rapine, percosse, lesioni e danneggiamento. Una zona rossa che era stata anche richiesta dalla volontà dei cittadini anche attraverso delle petizioni, il cui promotore era stato proprio il consigliere alla mia sinistra. Quindi oggi diciamo un primo passo. Sì, certo, è un primo passo e una prima vittoria nostra, dei promotori che siamo stati il sottoscritto e il consigliere Gio Formaggio qui in città. Un ringraziamento va a tutti i cittadini, ai comitati, ai commercianti. Oltre 1200 firme sono state raccolte in poche settimane. Una risposta a quella dello Stato e del prefetto, che ringraziamo, a quello che è un immobilismo da parte dell'amministrazione comunale, che non ha avuto il coraggio di assumersi le responsabilità a causa anche della sua frangia più estrema che ha all'interno del Consiglio Comunale. Ecco, tanti gli episodi che erano stati segnalati qui nelle zone limitrofe alla stazione, nelle zone calde della città, e voi dite però questa zona rossa non va a risolvere quello che è il problema sicurezza a Vicenza, quindi guardiamo oltre. È stato rotto il ghiaccio, ringrazio anch'io il prefetto e tutti coloro i quali hanno deciso per l'inizio di una zona rossa, perché ricordo questo sarà soltanto l'inizio, perché Vicenza deve essere sicura, è una città stupenda, i vicentini devono, come ha detto anche il prefetto, devono tornare a riviverla. Per tornare a riviverla dobbiamo eliminare tutta la batteria che in questi ultimi mesi ha invaso Vicenza, perché ricordo che quando è stata fatta la zona rossa a Padova tantissimi tossici hanno scelto Vicenza proprio perché era diventato il parco giochi, si poteva fare tutto. Adesso ripuliamo Vicenza e devono uscire tutti dalla nostra bellissima provincia. Ecco, questo è un po' l'appello, quello a guardare oltre a quella che è stata appena istituita, che è la zona rossa, e che appunto sarà attiva fino al 30 di settembre. Per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Isa, grazie di questo collegamento e grazie naturalmente anche ai tuoi ospiti. Poi naturalmente, scusate la ripetizione, la nostra redazione di Vicenza terrà monitorata la situazione nelle prossime ore, nei prossimi giorni, si farà un bilancio
di questa zona rossa che già è stata, diciamo, attivata in altri capoluoghi, Treviso, Padova prima di tutto, eccetera, eccetera. Allora adesso ci spostiamo a Bassano, perché, anzi per la precisione a Tezze sul Brenta, perché andiamo un po' a vedere qual è la situazione dopo l'incidente che è avvenuto ieri con l'infortunio grave per 2 operai, uno dei quali insomma è in condizioni davvero gravi. Allora Vanessa Banzato, che insieme ad Andrea Benetti ci fanno un po' il punto della situazione. Ci troviamo davanti alla Salgaime ecologica di Tezze sul Brenta, l'azienda dove ieri pomeriggio si è verificato l'ennesimo infortunio sul lavoro. Un 48enne è entrato all'interno di una cisterna dove c'erano dei derivati animali e è caduto dentro, ha ispirato delle sostanze tossiche, complice anche il caldo, è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Bassano. Adesso sta lottando tra la vita e la morte, i medici hanno davvero pochissime speranze per l'uomo che si trova ricoverato in rianimazione. Con me Massimiliano Bianco della segreteria CGIL di Vicenza e Giacomo Parolo della FLAI CGIL, la Federazione Lavoratori Agroindustriali. Chiedo proprio a lei, Parolo, intanto se avete notizie delle condizioni dell'operaio. Allora, abbiamo appreso il tutto anche noi dalle testate giornalistiche, qualche testata parla di morte cerebrale e non è facile insomma apprendere queste notizie, ma al momento dall'azienda non filtra nulla e questo è tutto quello che sappiamo. Le condizioni sono irreversibili, questo leggiamo. Siete riusciti a parlare con i tecnici dello Spisal che subito sono intervenuti perché saranno loro a fare gli accertamenti di quanto accaduto? Sì, abbiamo sentito i tecnici dello Spisal che al momento non si espongono rispetto all'indagine che è in corso, quindi appena avremo notizie naturalmente sapremo che cosa veramente è successo in questa azienda. Certo è che l'ennesimo infortunio sul lavoro è gravissimo, perché abbiamo sentito il 48enne è proprio sul filo del rasoio tra la vita e la morte. Guardi, siamo ormai a 300 morti nel primo quadrimestre di quest'anno e quindi non si può più parlare di fatalità, di drammi, di tragedie, sono cose che si possono, si devono evitare. Quest'uomo aveva anche 2 figli piccoli e quindi a tragedia si aggiunge tragedia. È una cosa inaccettabile. Guardi, abbiamo un problema enorme adesso che lo vediamo, lo viviamo, siamo qui sotto questo sole, che riguarda l'emergenza calore, che non è più un'emergenza e viene trattata ancora come un'emergenza, però non è così, si sapeva che la cosa arrivava. Ed è ieri il decreto della Regione Veneto su questo tema, quindi in grande ritardo, dopo che CGIL e CISL UIL hanno insistito molto per arrivare a questa soluzione, che non è soddisfacente pienamente, perché lascia scoperti alcuni settori, ad esempio la logistica non è compresa tra i settori che devono obbligatoriamente fermarsi in certe fasce orarie. E poi abbiamo anche, mi permetto di dire, quelli che lavorano, uomini e donne che lavorano all'interno dei capannoni, dove la maggior parte non sono climatizzati e lì dentro le temperature sono enormi. Okay, penso a chi lavora nelle stirerie, nelle fonderie, nelle acciaierie, cioè sono situazioni veramente che ti espongono al problema del calore che può creare l'infortunio, ricordiamo, ma ti portano anche a non essere concentrato su quel che fai e quindi un aggravante. Quindi bisogna capire se è più importante la salute di chi lavora o il business. Noi diciamo che è più importante la salute e quindi si possono prevedere strumenti, ripeto, dove non ci sono le condizioni, per fermare le attività produttive, con la cassa integrazione in deroga ad esempio. Come è successo con il periodo Covid? Esatto, come è successo nel periodo Covid, qualcosa deve fare a scuola, no? E quindi in certe situazioni si ferma, perché non ci sono altre alternative. Senta, lei diceva bocche cucite dall'azienda, lei non è riuscito neanche a sentire i lavoratori? No, noi abbiamo mandato un comunicato ieri sera, richiesta di incontro urgente all'azienda, tramite PEC chiaramente, ma non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta. I lavoratori, come vedete, le macchine sono parcheggiate, sono dentro e sul posto di lavoro non si può assolutamente utilizzare il telefono e pertanto, anche se proviamo a contattarli telefonicamente, non riceviamo risposta. Una situazione che però siete stanchi di dover vivere, attraversare, subire. Tra l'altro si diceva anche proprio questo silenzio non fa nulla, la politica che arriva sempre dopo, invece di prevenire arriva dopo, quando ormai il peggio è successo. Ma perché fondamentalmente mi permetto di dire che continuiamo a parlare di tragedie, la tragedia è un qualcosa di inevitabile, ok?
Questo è un sistema ormai consolidato. Max prima ha citato i numeri, sono 300, quindi i numeri non mentono mai, ok? E pertanto mi viene da elaborare questa tesi. Il posto di lavoro sta diventando una sorta di gara di sopravvivenza a questo punto, nell'indifferenza più assoluta, perché domani saremo qui o da qualche altra parte a parlare dell'ennesimo morto che si poteva evitare. Voi dite siamo stanchi di sentirci dire che dispiace, bisogna agire, ma bisogna farlo veramente. Assolutamente, il processo culturale deve partire dal basso, ma ognuno degli attori interpreti deve assumersi le proprie responsabilità e fare un qualcosa di concreto. A cominciare anche dai dirigenti delle varie aziende, dalla politica e da loro. Sì, questo è un sistema malato dove non si può fermare una continua rincorsa al produrre e la vita delle persone non può passare in secondo piano. Grazie a Vanessa Banzato, dunque, che con Andrea Benetti ci hanno aggiornato su quello che è accaduto ieri pomeriggio a Tezze sul Brenta, dove rimangono gravi le condizioni soprattutto di uno dei due operai coinvolti in questo incidente. Adesso altra notizia di cronaca che ci porta fuori dallo studio, andiamo nell'Alta Padovana, perché a San Martino di Lupari questa mattina c'è stato un grave incidente, addirittura purtroppo c'è stata la morte di un motociclista appunto a San Martino di Lupari, e allora su quello che è accaduto ci aggiornano in diretta Valentina Visentina e Federico Ciboto, che sono lì sul posto per noi. Ciao Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da San Martino di Lupari, sono ancora in corso i rilievi per questo incidente mortale avvenuto questa mattina intorno alle 9, a perdere la vita un 45enne di Campo San Martino che stava affrontando questa strada per andare al lavoro come tutte le mattine. Mentre stava affrontando questa semicurva si è trovato davanti un trattore e non si sa ancora per quali motivi, perché ovviamente i rilievi sono ancora in corso. La moto ha toccato, sembrerebbe che la moto avesse toccato la ruota anteriore, il mezzo è stato sbalzato sul cordolo che delimita la pista ciclabile e il marciapiede, e il motociclista ha impattato con violenza. Quando sono arrivati i soccorsi chiamati da Padova, purtroppo per il 45enne non c'era più nulla da fare. Una dei vicini di casa, che ha sentito il forte colpo, è subito uscita in strada. C'erano già molti automobilisti che stavano cercando di prestare soccorso, ma appunto, come dicevamo, troppo violento l'impatto con il marciapiede. Sul posto la polizia locale, la polizia stradale per i rilievi. Qui con me c'è anche il sindaco di San Martino di Lupari, che è arrivato per portare una parola di conforto alla famiglia del 45enne che in questo momento sta assistendo anche alla rimozione della salma. Sì, sono intervenuto a nome di tutta la comunità di San Martino di Lupari per esprimere la mia vicinanza alla famiglia, a tutti i familiari, la signora, la moglie e a tutti quanti i familiari che sono presenti, la vicinanza, le condoglianze. Stamattina, quando mi hanno dato l'indicazione dell'incidente del sinistro, abbiamo sperato che ovviamente fosse un qualcosa di risolvibile, invece ho poi avuto la notizia che la persona non c'è più. La comunità di San Martino di Lupari si stringe davvero di fronte vicino a tutti i familiari e tutte le persone che conoscevano la persona che adesso non c'è più. Grazie Sindaco, questo tratto di strada provinciale 39 al momento è chiuso appunto per consentire anche la rimozione e lo spostamento dei mezzi. L'autista del trattore, che è rimasto coinvolto, ha accusato un malore ed è stato subito portato in ospedale. Strada chiusa, dicevamo, con traffico deviato ancora per qualche ora per consentire appunto la rimozione dei mezzi e la fine dei rilievi. Da San Martino di Lupari è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin, a Federico Cibotto per questo collegamento e naturalmente grazie anche al sindaco. Poi nei nostri telegiornali ovviamente approfondimenti anche su questa drammatica notizia di cronaca. Torniamo su una vicenda che ci ha visti impegnati a raccontarvi quello che sta accadendo negli ultimi giorni, in particolare anche ieri, con Stefano Bozzi, che è collegato con noi al telefono da San Vito di Cadore. Ieri ci ha raccontato molto bene tutto quello che è accaduto, che stava accadendo. Naturalmente ci sono degli aggiornamenti, mi pare di capire che la statale di Alemagna sarà chiusa almeno altri 4 giorni, 5 giorni complessivi, però
ovviamente diamo la linea a lui. Stefano, grazie intanto per ieri, perché veramente sei stato molto bravo a raccontare tutto quello che è accaduto durante la giornata. Allora adesso sei collegato anche oggi con noi qui a Focus TG al telefono per raccontarci anche con le immagini che comunque ci hai mandato che cosa sta accadendo. Facci un po' il punto della situazione allora. Buongiorno Federico e buongiorno anche ai telespettatori. Io partirei con le buone notizie e la buona notizia è che è stata una notte tranquilla, quella passata questa notte a San Vito di Cadore e in generale nella Val Boite, anche se rimane una certa inquietudine in relazione ai ripetuti eventi estremi occorsi questi giorni che tra frane, deposito di polvere e colate detritiche davvero non hanno lasciato un momento di tregua agli abitanti della valle. Le brutte notizie invece sono quelle che hai anticipato tu e sono quelle del fronte della viabilità, perché si parla del prolungamento della chiusura della statale 51 delle Magna che ora ammonta ad almeno 4-5 giorni prima che la strada possa essere riaperta al transito, e parliamo del transito dei soli mezzi di soccorso, e tutto fa intendere che questa stima potrebbe subire variazioni anche importanti e che saranno dovute a diversi fattori. Occorrerà intanto capire quanto tempo ci vorrà per realizzare la messa in sicurezza della sede stradale e in particolare dell'area soprastante la stessa, e in tal senso da ieri si lavora senza soluzione di continuità grazie ai vigili del fuoco, agli operai di ANAS e alle squadre di protezione civile, ma soprattutto bisognerà vedere se si verificheranno o meno ulteriori colate nell'area della Croda Marcora, esattamente come quella che vi abbiamo mostrato ieri con delle immagini che abbiamo registrato proprio mentre si verificava il crollo del primo pomeriggio attorno alle 14. Vi aggiorno anche in questo senso perché quell'onda detritica che vi abbiamo mostrato ha raggiunto l'alveo del Boite ostruendolo. Il fiume ha trovato un'altra via di fuga e dunque al momento questa fattispecie non rappresenta una criticità, sempre che la situazione rimanga quella attuale, e capite bene che è una dinamica in continuo divenire. Intanto ieri sera, come vi avevamo preannunciato, c'è stata una riunione in municipio a San Vito di Cadore, questa volta ha presenziato anche il capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Fabio Siciliano, che ha fatto il punto sulle azioni da intraprendere immediatamente e in particolare quella di dotare la zona di una strumentazione per consentire il monitoraggio dei fronti franosi. E non parlo solo di quello di ieri pomeriggio e di ieri notte, che peraltro è un fronte nuovo, tra virgolette, di cui si sa ancora poco in termini di come si potrebbe comportare anche a fronte di nuove colate, ma di tutti i fronti franosi che sono numerosissimi e che incombono sulla Lemagna, nella zona che va circa da Borca di Cadore a Cortina d'Ampezzo. È una zona particolarmente calamitosa sotto il profilo del dissesto idrogeologico, e chi ci è passato in auto sa perfettamente di cosa sto parlando, perché è un'area costellata di ghiaioni detritici e di opere di mitigazione del rischio ben visibili lungo tutto l'asse viario. Serviranno, dicevo, strumenti di monitoraggio, tra cui delle telecamere ad alta definizione che saranno installate per tenere costantemente monitorata la situazione, e poi sistemi di allarme che possano avvertire tempestivamente l'incombere di nuove emergenze e di conseguenza prevedere anche la chiusura della strada. Ci si avvarrà anche del supporto di radar, insomma un sistema di controllo operativo centralizzato per avere tutto sotto controllo, non solo a San Vito ma lungo tutta la Val Boite. Certo è che la situazione non è semplice, perché la Lemagna è un asse viario frequentatissimo, soprattutto in questo periodo, e quindi la responsabilità di riaprire il traffico in una zona dove tra l'altro sono molto frequenti code anche di lunghezza importante richiederà la massima prudenza, ma la priorità al momento resta quella del transito dei mezzi di soccorso per la gestione delle emergenze anche di carattere medico. In tal senso l'azienda sanitaria ha fatto sapere di aver allestito un presidio perché possa esserci supporto anche da questo punto di vista, mentre per i casi più gravi e per le emergenze ci si potrà chiaramente avvalere del supporto dell'eliambulanza, come già accadeva prima dei crolli. E intanto gli occhi rimangono puntati anche sui bollettini meteorologici anche per le prossime ore. Siamo noi stessi testimoni del fatto che bastano davvero brevi piogge per innescare ulteriori colate. Vi porto questa testimonianza di ieri al tavolo che si è tenuto a San Vito di Cadore, dove è intervenuto il meteorologo dell'ARPAV
anticipando di qualche ora il bollettino che normalmente viene diramato attorno alle ore 13, e il meteorologo parlava di questa probabilità ridotta di fenomeni meteorologici anche estremi, anche se non poteva essere esclusa. Comunque un quadro, diciamo, più positivo rispetto a quello dei giorni precedenti. Ebbene, di lì a veramente 30 minuti, un'ora massimo, si è scatenato quel temporale proprio nella zona della Croda Marcora, con l'ulteriore distaccamento di cui vi parlavo poc'anzi. Quindi capite che anche sotto l'elemento meteorologico stiamo parlando di una situazione veramente di difficile prevedibilità. Comunque quello che riporta l'ultimo bollettino attesta una probabilità di temporali per oggi e domani attorno al 40%, quindi non è da escludere e l'attenzione deve rimanere massima. Queste sono le novità principali. Se la regia me lo permette, vi lascerei con le parole del sindaco di San Vito, Franco De Bon, che ricorda quanto questi accadimenti abbiano luogo in un periodo in cui le Dolomiti sono frequentatissime da turisti provenienti da dentro e fuori i confini nazionali, e sull'impatto devastante che queste continue frane e blocchi dell'Alemagna comportano all'economia del territorio, e anche con le parole del consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi in merito alla situazione di Cancia di Borca di Cadore, perché non va dimenticato che le emergenze sono su due fronti. Se ad oggi si verificasse un crollo a Cancia, che è una zona che nelle scorse settimane è passata agli onori delle cronache, ricorderete, per quell'immensa colata detritica che ha isolato il paese e invaso le case, si avrebbe una zona dell'Alto Cadore completamente interdetta e senza strade di accesso, perché ricordiamolo, l'Alemagna, strada di accesso alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è l'unico transito lungo la Val Boite. Quindi prego la regia di mostrarvi l'intervista e vi restituisco la linea. Sindaco, lei ha aperto questo tavolo parlando della necessità di trovare delle soluzioni concrete, soprattutto pratiche, per consentire che in questi luoghi si continui a vivere tranquillamente. Assolutamente sì, insomma, questo è il principio. Apro una parentesi, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa triste vicenda, insomma, perché di questo si tratta, insomma, in piena stagione turistica, un danno di immagine incredibile e un danno economico, anche sto immaginando tutte le persone che devono andare a Cortina, che attraversano eccetera, che hanno avuto veramente un danno, però questa potrebbe essere proprio l'occasione per dire quella è una situazione critica che deve essere risolta con delle misure strutturali, e questo l'ho chiesto al tavolo e questo lo chiederò a tutti i tavoli cui verrò chiamato. Un'infinita sommatoria di problemi, dal monitoraggio della frana di Cancia al materiale contaminato e adesso anche alla frana. Abbiamo l'emergenza nell'emergenza e dopo qua dobbiamo gestire tutto e diventa veramente complesso, perché adesso se dovesse attivarsi una frana a Cancia e non abbiamo ancora rimosso il materiale, quello che è sceso a valle da Croda Marcora, diventa veramente un problema e quindi un'ulteriore emergenza. Questo è quello che sta succedendo. Adesso dobbiamo trovare le soluzioni, hanno fatto il suo ruolo con l'elicottero, vedremo cosa emerge da questo sopralluogo dei tecnici e prenderemo le giuste decisioni. Certo è che su quel canale che si è formato nuovo scorre anche molta acqua e quindi il problema sarà eliminare l'acqua da quel canale e portarla al Boite, e c'è anche tanto trasporto solido su questo canale, quindi va trovata la soluzione. Grazie a Stefano Bozzi per tutto quello che riesce in questi giorni a raccontarci per aggiornare la situazione da San Vito, poi era Borca nei giorni scorsi, naturalmente grazie esteso alla redazione di Belluno che ovviamente ci tiene sempre aggiornati. C'è la frana, c'è anche la pioggia in alcune zone, ma c'è anche e soprattutto il caldo, perché non dimentichiamoci insomma di quanto sia soffocante il caldo in questi giorni. E allora da domani 3 luglio sarà in vigore l'ordinanza della Regione a firma del Presidente Luca Zaia, contenente misure urgenti per proteggere la salute di chi lavora sotto il sole. Il Veneto, dopo la morte nel bolognese di un imprenditore di 48 anni di Loria, si è così dotato di regole già in vigore in altre regioni. Si tratta di misure a tutela dei lavoratori dei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e delle cave. Sarà vietato ad esempio svolgere attività lavorative all'aperto
tra le 12.30 e le 16, esclusivamente nelle aree del Veneto in cui, secondo i dati del portale World Climate, viene rilevato un livello di rischio alto per i lavoratori al sole impegnati in attività fisica intensa. Abbiamo voluto evitare divieti generalizzati, spiega Zaia, ma allo stesso tempo garantire massima tutela dove le condizioni climatiche diventano pericolose. Lavorare sotto il sole cocente con alti livelli di umidità e sforzo fisico può mettere seriamente a rischio la salute. E per far fronte all'allarme di questi giorni, l'allarme caldo, allora abbiamo questo decreto e abbiamo anche diciamo ovviamente gli aggiornamenti che vengono dai climatologi, in particolare l'esperto dell'ARPA dice giugno peggiore di quello record del 2003. Il giugno che è appena terminato è stato il giugno più caldo a livello di temperature medie degli ultimi 30 anni, quindi addirittura più caldo del famoso o famigerato giugno del 2003. Anche a fronte di questo dato, il presidente Zaia ha deciso di emanare un decreto per tutelare la salute dei lavoratori esposti a temperature elevate, in particolare quelli che operano all'aperto. Il provvedimento, che recepisce le linee di indirizzo approvate in sede di conferenza delle regioni, raccomanda ai datori di lavoro di limitare o evitare le attività nelle ore più calde e suggerisce ulteriori misure, dalle rotazioni del personale all'adeguata idratazione e sorveglianza sanitaria, oltre ad un abbigliamento e dispositivi di protezione idonei. Nel frattempo si è tenuta a Venezia una prima convocazione del Comitato regionale di coordinamento con la partecipazione dei sindacati e delle sigle datoriali, ma i sindacati annunciano un altro appuntamento. Molte regioni sono già intervenute, mentre il Veneto solo in queste ore sta decidendo di intervenire su un'emergenza così grave. Dobbiamo salvaguardare la salute nei posti di lavoro, nei picchi di calore, chi è esposto va tutelato e va salvaguardato, ma serve anche qualificare attività molto particolari nel nostro territorio, come quello del porto, Fincantieri, grosse opere di edilizia, grossi cantieri. C'è bisogno che tutte le parti facciano davvero uno sforzo per fare in modo che in un momento come questo chi è esposto ad ondate di calore, chi lavora all'esterno sia davvero tutelato, perché altrimenti rischiamo di compromettere la vita delle persone. Per questo venerdì saremo in prefettura su nostra richiesta un tavolo tra tutte le parti per fare in modo che parti datoriali, parti sindacali, istituzioni, INAIL, tutti i soggetti preposti condividano come agire insieme in un'emergenza che deve appunto mettere al centro la tutela della salute. Intanto nel fine settimana il caldo dovrebbe attenuarsi. Dopo sabato, quindi soprattutto domenica direi, arriverà una perturbazione da nord-ovest, adesso ancora molto lontana, però arriverà questa perturbazione che porterà un significativo ricambio d'aria, però considerando l'aria che arriva e l'aria preesistente ci sarà un forte scontro di masse d'aria molto diverse, quindi dobbiamo aspettarci fenomeni molto intensi, quindi temporali particolarmente intensi sia in montagna sia in pianura. Dopo questi temporali, che proseguiranno per alcuni giorni, la settimana prossima diciamo che probabilmente non sarà all'insegna dell'anticiclone subtropicale africano, e già questa è una notizia. Le temperature saranno prossime alle medie tipiche di luglio, quindi non è che sarà fresco, però sicuramente rispetto a questi giorni sentiremo un giovamento di sicuro. E noi vi aggiorneremo, saremo qui a raccontarvi quello che accade, i fenomeni legati al caldo e la cronaca anche, in certi casi, legata proprio al caldo. Intanto sono arrivate le 12:28, siamo insieme da mezzogiorno, staremo insieme fino alle 13:30, siamo già usciti più volte dallo studio e allora usciamo nuovamente, questa volta andiamo a Mestre, perché troviamo lì Ilaria Marchioli e Simone Merlo, che saluto, ringrazio e ai quali do la linea per raccontarci questa vicenda legata all'imam di Mestre, insomma un caso che è finito anche in Parlamento. A te Ilaria, raccontaci cosa sta succedendo e naturalmente spazio anche al tuo ospite. Sì, buongiorno a te Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Fondamentalmente il caso dell'imam di Via Piave è appunto finito in Parlamento perché è stata presentata un'interrogazione da Fratelli d'Italia con una richiesta specifica perché questa persona
possa effettivamente fare l'imam. Tra l'altro interrogazione sposata in pieno dal senatore veneziano, sempre di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon. Perché? Perché questo imam aveva fatto delle dichiarazioni pesanti nei confronti delle donne, tra cui una di queste dire che non va stretta la mano alle donne, e nei confronti anche di altre religioni. Dichiarazioni molto pesanti, soprattutto poi nei confronti di Fratelli d'Italia, anche della Presidente Meloni, e siamo qui in compagnia di Francesco Zingarlini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che ha da dire la sua in proposito. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori collegati. Mi scuserete se ho un po' qualche problema di voce, ma ho subito un intervento medico in questi giorni, ma era importante che venissi comunque qui in questa redazione a fare delle dichiarazioni, in quanto questo presunto imam di Mestre ha violato, se non tutti i principi fondamentali della Costituzione italiana: il rispetto delle donne per primo, il rispetto per le istituzioni nei confronti della Premier Meloni e di moltissimi altri politici di centrodestra, e tantissimi, la libertà di culto anche l'ha vissuta solo come voleva, l'ha interpretata a suo modo, e davvero sono parole raccapriccianti, e non posso che appoggiare l'interrogazione presentata dalle colleghe parlamentari di Fratelli d'Italia e appoggiata ovviamente anche dal senatore mestrino Raffaele Speranzon. Lei parla di espulsione. Assolutamente, e anche il senatore l'ha dichiarato, e io sono pienamente d'accordo all'espulsione di questo individuo dall'Italia, dalla nostra nazione, perché non è questo il modo di interpretare l'essere italiani. Qui a Mestre abbiamo più di 15.000 unità di appartenenti di nazionalità bengalese, una grande comunità che va sicuramente rispettata, ma che anche loro devono rispettare le nostre leggi e le nostre usi e tradizioni. C'è bisogno di un altro tipo di immigrazione in Italia, non sicuramente con le espulsioni senza nessun tipo di criterio, ma le espulsioni solo giuste, ma sicuramente la gente che c'è qui e che verrà deve adattarsi alla nostra bandiera, alla nostra lingua e alle nostre tradizioni, e poi allora ci sarà un'integrazione più corretta. Grazie al consigliere Zingarlini, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie al tuo ospite e grazie a Simone Merlo. Anche voi lavorate sotto il sole, quindi sicuramente un lavoro impegnativo, anche quello che riguarda i nostri colleghi, e ovviamente insomma non c'è lo sforzo fisico che c'è in altri lavori così difficili, però insomma le condizioni non sono semplici quando si è all'aperto, soprattutto in questi giorni, quindi grazie ancora davvero per quello che fate, per gli aggiornamenti che ci date. Poi nel corso dei notiziari avremo altre informazioni anche riguardo a questo caso che a Mestre sta un po' dividendo l'opinione pubblica e che riguarda il lavoro, il comportamento di questo imam. La cronaca adesso che ci porta a Bassano, dove la nostra redazione ci racconta di quello che è accaduto tra un gruppo di giovani, quindi una lite che poi è degenerata. Da una questione probabilmente sentimentale a una vicenda giudiziaria il passo è stato brevissimo. Sono in tutto 6 gli indagati, di cui 4 minorenni, per una discussione degenerata prima in lite, poi in un inseguimento con bastoni e un coltello. Lo scenario è il parco di Palazzo Bonaguro a Bassano, i protagonisti tutti giovanissimi. L'antefatto il 27 maggio. A seguito di alcuni reciproci screzi sui social, una ragazza di 17 anni incontra 2 gemelle di 16 che, al termine di un acceso litigio, la aggrediscono fisicamente, danneggiando i suoi occhiali da vista e procurando le ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Un'amica della ragazza aggredita nel frattempo riprende la scena col cellulare. 3 giorni dopo il cugino delle gemelle, un 19enne, dà appuntamento nello stesso parco al fidanzato della 17enne aggredita, anche lui 19 anni, accompagnato dalla ragazza e da un amico di 20 anni. Il presunto chiarimento sfocia in un litigio che fa comparire da dietro gli alberi e le siepi del parco una decina di ragazzi che hanno dato manforte al cugino anche brandendo bastoni di legno e metallo. Uno di loro, col volto nascosto da passamontagna, teneva in mano un coltello. Ne nasce un tentativo di aggressione con minacce di morte. Il terzetto si dà alla fuga lungo via Scalabrini, trovando rifugio in una vicina farmacia dalla quale chiamano i soccorsi. Da qui partono le indagini dei carabinieri di Bassano e delle stazioni di Romano Dezzelino e Lusiana. Grazie alle testimonianze e alle registrazioni video, i militari sono riusciti a ricostruire tutta la dinamica dei
dei fatti e individuare parte dei soggetti coinvolti. 4 componenti del gruppo aggressore, il cugino delle gemelle, un suo coetaneo di 19 anni e 2 diciassettenni sono stati denunciati per minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Le 2 gemelle sedicenni sono state invece denunciate per lesioni personali in concorso e danneggiamento. Le successive perquisizioni personali e domiciliari e la ricerca di armi e capi di abbigliamento utili al travisamento, svolte lo scorso lunedì con 21 militari anche in Borghese a bordo di 6 vetture, hanno dato esito negativo. Grazie a Mirko Cavallin e adesso usciamo di nuovo dallo studio, andiamo a sentire Daniela Sizia che ci racconta una vicenda legata alle case Ater. A te. Ci troviamo in zona Monigo, dove ha preso il via la demolizione di 5 edifici per circa 88 appartamenti che erano ormai vetusti in una zona di degrado. Ora verrà riqualificato l'intero quartiere e sono con l'assessore Gloria Tessarola, assessore delle politiche sociali. Assessore, finalmente viene riqualificata questa zona. Sì, siamo al secondo stralcio, quindi si continua con il lavoro che avevamo non solo previsto, presentato, ma anche promesso. Sono i prossimi 16 alloggi, gli altri sono quasi pronti e piano piano poi partiranno con il nuovo anno i prossimi. Quindi stiamo dando risposte. Con Ater si è impegnata moltissimo in questo progetto, ci abbiamo creduto durante il periodo Covid e quindi continueremo a dare risposte sul fronte dei bandi, sul fronte degli immobili, ma anche dell'educazione, perché i fondi investiti sono tantissimi e quindi bisogna anche portare le persone a rispettare i luoghi che sono case pubbliche, quindi vuol dire di tutti e ancora di più, quindi vanno tenute per tutti. Ecco, una parte di progetto è già avviato, lo vediamo là in fondo, ci sono un edificio che è già in costruzione. Ci spiega il progetto il presidente di Ater, Mauro D'Alzilio. Allora, buongiorno a tutti. Il progetto è estremamente ambizioso e con questi lavori noi stiamo dando dimostrazione l'impegno che Ater Treviso sta mettendo. Siamo in fase di ultimazione delle prime 2 palazzine per complessivi 32 alloggi che per fine anno saranno pronti e quindi messi a disposizione del nuovo bando di Treviso. Oggi partono le opere di urbanizzazione e realizzazione della terza palazzina per altri 16 alloggi. A brevissimo partiranno un'altra palazzina di 16 alloggi, quindi andremo a completare tutto quello che è l'ERP, l'edilizia residenziale pubblica, per questo intervento. Poi ci saranno altri lotti che saranno messi a disposizione della sovvenzionata. Un impegno importante anche a livello economico, come si diceva prima, perché qua sono intervenuti sì dei finanziamenti importanti, quello che è i fondi CIP e quello che è i fondi PNRR o il progetto Pinqua, per complessivi 11 milioni circa di finanziamento, ma i rimanenti 11 milioni derivano dalle casse di Ater, quindi questo è uno sforzo estremamente importante che l'Ater sta facendo per dare una risposta a un territorio, per riqualificare un'area che oramai era finita troppe volte nei giornali e con questo noi vogliamo dare una svolta definitiva. Marina Bonotto, vicepresidente Ater, tempistiche. Le tempistiche sono, come già abbiamo detto, i primi 2 edifici sono in fase di consegna, in fase di essere finiti. Questi qui partiranno adesso nel 2026, avranno un momento di spinta e di velocità. La cosa che mi preme dire e che sono contenta di dire è che qui queste palazzine, questi edifici comprendevano 88 alloggi. Quando sarà terminato il cantiere e finito ci saranno 163 alloggi, quindi voglio dire quasi il doppio di quello che era l'esistente. Qui è fatto appunto, ci sono 163 alloggi, un po' più avanti ne abbiamo già consegnati 24 al comune per il vecchio bando e anche il nuovo, e ne verranno consegnati il prossimo anno altri 24. Presidente, ultima domanda.
a chi verranno dati questi alloggi? Si può? Attenzione, l'assegnazione degli alloggi, qua stiamo parlando di alloggi ERP e quindi soggiacciamo a quella che è la legge 39, che è una legge regionale. Il Comune farà la graduatoria, come appena chiuso la raccolta dei dati, verrà stesa la graduatoria e noi andremo per scorrimento di quella che è la graduatoria. Non possiamo fare diversamente ed è corretto sia così. L'unica cosa che ci sarà, e abbiamo fatto anche con l'altro bando, ci sarà una percentuale di alloggi che verranno messi a disposizione delle forze dell'ordine, quindi qua ci interfacceremo con la prefettura per capire come muoverci e metteremo a disposizione gli alloggi delle forze dell'ordine, ma il resto per graduatoria. Grazie a Daniele Sizia, grazie ai suoi ospiti, quindi zona Monigo di Treviso, aggiornamento su questo abbattimento di case che poi verranno ristrutturate. Tutto questo avviene sotto il sole, quindi ancora caldo. Perché dico così? Perché adesso andiamo in una stalla della provincia di Vicenza dove Daniele Garbin è andato a verificare gli effetti del caldo anche sugli animali e sulla produzione per esempio del latte, e effettivamente ci sono delle situazioni critiche in queste ore, e allora con Coldiretti che lancia questo allarme c'è poi Daniele Garbin che ci racconta quello che sta accadendo e ci racconta anche che ad esempio queste vacche soffrono ancora di più perché per paura del lupo non vengono più portate in certi casi in montagna al pascolo, proprio perché si teme che poi possano essere aggredite dai lupi. Meno 15%, è questo il dato che Coldiretti Vicenza stima per il calo di produzione negli allevamenti in pianura, sottoposti senza tregua all'ondata di calore che dura da molti giorni. Lo stress che gli animali patiscono è consistente e il risultato non riguarda solo un calo quantitativo, ma anche qualitativo della produzione. Esatto, queste temperature anomale, soprattutto anche per l'umidità, fanno vedere subito un calo del latte, circa un 15%, ma soprattutto anche un calo qualitativo del latte, quindi un calo di grasso e proteine. Appunto gli animali, noi abbiamo cercato il più possibile di metterli in condizioni più adatte possibile, ma ovviamente il calo di ingestione dell'alimento e anche il calo della ruminazione fa sì che ci sia questa diminuzione di calo di produzione qualitativo. Ecco che sono indispensabili gli espedienti nelle stalle per mitigare le temperature, come i grandi ventilatori e le doccette frequenti. Le vacche per esempio arrivano a bere fino a 140 litri di acqua giornalieri contro i 70 nei periodi della norma. Contromisure anti-afa che lavorano a pieno ritmo giorno e notte, con un aggravio quindi anche dei costi energetici e ad un ulteriore calo dei profitti. Cerchiamo sempre di tenerli il più asciutti possibile, quindi ovviamente c'è anche un lavoro più pesante da parte nostra con cucette sempre asciutte. Ovviamente non abbiamo il telecomando come il climatizzatore, quindi si fa quel che si può, ovviamente sempre badando al massimo del benessere che si può portare in un allevamento al giorno d'oggi. Il calo produttivo riguarda tutte le tipologie produttive in campagna. C'è un calo drastico nella produzione di uova, nella produzione di carne, nella produzione di latte, ma questo non riguarda solo l'allevamento, ma riguarda anche la campagna, perché in questi giorni stiamo correndo veramente per cercare di salvare i raccolti, perché questi picchi di temperatura scaldano la terra che brucia letteralmente i raccolti. Noi stiamo irrigando, stiamo cercando di salvare il più possibile, ma veramente a 37-38 gradi il mais si brucia. Eppure un tempo queste vacche non sarebbero state sottoposte a questo stress. La consuetudine prevedeva la pratica dell'alpeggio sulle prealpi o sull'altopiano, ma ora non è più possibile. Perché non sono tornati in malga? Noi abbiamo preso una scelta e non abbiamo più portato la rimonta e le vacche in asciutta in malga per la questione del lupo. Siamo stati per diversi anni predati da questo predatore, quindi animali persi, e da quest'anno abbiamo deciso e ci siamo fermati appunto per non vedere i nostri animali non tornare più a casa. Grazie a Daniele Garbin, 12:43, Focus TG, fino alle 13:30 la cronaca adesso con una 29enne serba che è stata arrestata per aver truffato un sacerdote a cui ha chiesto continuamente denaro fingendo problemi di salute. Le indagini della Digos di Padova
hanno appunto portato a questo esito. Sono stati sottratti al sacerdote oltre 100.000 euro. Per anni ha approfittato del buon cuore e dello spirito caritatevole del sacerdote, chiedendo continuamente somme di denaro, inventando difficoltà economiche, problemi di salute e guai di ogni tipo. Una vita trascorsa a compiere truffe, quella di una 29enne di origine serba, arrestata dalla Digos di Padova dopo una lunga indagine cominciata nel giugno del 2024, dopo la segnalazione arrivata dalla diocesi di Padova, preoccupata per le condizioni di un anziano sacerdote oramai ridotto ad uno stato di indigenza a causa della giovane che fin da quando era bambina gli chiedeva soldi. Oltre 100.000 euro i soldi che si è fatta consegnare nel corso del tempo, 2.000 euro per risolvere una questione d'affitto, un'altra somma per un finto ricovero in ospedale o per dare dei soldi all'ambasciata. Il prete, da anni in pensione, non riuscendo più a far fronte alle richieste di denaro, era arrivato a chiedere soldi ai parrocchiani che si fidavano del suo buon cuore e gli consegnavano le somme richieste. Dal 2012 al 2019 la donna era riuscita a prelevare con trasferimenti di denaro tramite money transfer 37.000 euro dal conto corrente del prete. Tra maggio e novembre del 2024 altri 55.000 euro. Nel passato della giovane numerosi precedenti per truffa ai danni di anziani e persone fragili, tutte commesse nella provincia di Padova, che raggirava suscitando pietà e commozione, raccontando storie di difficoltà economica e di salute. La Digos ha atteso che la 29enne rientrasse a Padova da una trasferta in Serbia, dove aveva fatto perdere le sue tracce e l'hanno arrestata. La donna si trova ora nel carcere di Verona. Tra poco ancora cronaca, andremo ad esempio nel Bellunese per un furto avvenuto nella pista da bob, quella che si sta preparando per le Olimpiadi. Prima però breve pausa. Mercoledì 2 luglio, ancora insieme, lo staremo e rimarremo fino alle 13:30 in compagnia nostra, voi in compagnia nostra e noi in compagnia invece di voi telespettatori che ci seguite da casa. Vi avevo anticipato che ci saremmo spostati in Cadore perché l'impresa Pizzarotti, che gestisce la costruzione della pista da bob a Cortina d'Ampezzo, ha sporto denuncia al commissariato di polizia ampezzano per il presunto furto di 2 bobine di rame che mancano all'appello nel cantiere, oltre ad aver rilevato che alcuni cavi, sempre di rame, apparirebbero tranciati in prossimità della stazione di partenza. L'amministratore delegato di Simico, Fabio Saldini, parla di ennesimo atto vandalico, anche se sono ancora molti punti da chiarire. Il cantiere era già stato interessato da un presunto vandalismo quando una conduttura metallica era stata rinvenuta in mezzo alla strada, ipotesi poi smentita dalla procura che declinò l'ipotesi di atto condotto da terzi. A seguito di quell'evento i sistemi di sicurezza e videosorveglianza del cantiere sono stati potenziati e, data la difficoltà negli spostamenti viari a seguito della frana di San Vito e il peso e la dimensione delle bobine di rame, sarà necessario attendere l'esito delle indagini prima di confermare l'ipotesi di furto. Adesso andiamo invece a quello che potrebbe accadere alle auto da settembre con il blocco degli Euro 5, da ottobre anzi per la precisione, e quindi il pericolo è ad esempio che in provincia di Vicenza si fermino 2 auto su 3. Rivoluzione green e come tutte le guerre anche questa ha le sue vittime innocenti, gli automobilisti a cui l'Europa col suo attacco all'inquinamento spegne la macchina. E già i diesel Euro 5 da ottobre non hanno più il Green Pass per circolare, dove green è il colore di un ambientalismo che con queste politiche colpisce le fasce più deboli della società, quelle che non hanno cambiato auto fino ad oggi non perché amano lo smog, ma piuttosto perché non hanno la possibilità di farsi la macchina nuova ogni anno.
Nelle 4 regioni della pianura padana, Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, si parla di circa 1.300.000 veicoli, di cui 340.000 in Veneto e circa 66.000 nel Vicentino. Beh, siamo di fronte all'ennesima follia. Io credo che anche chi sia ideologicamente così a favore di queste politiche che sono green solo nelle enunciazioni sia inorridito. Qui siamo di fronte sostanzialmente a una limitazione della libertà e a un esproprio della proprietà privata. Alessandro Trentin di Confimi Veneto si scaglia contro questa rivoluzione che di fatto cancella non solo dalle strade ma anche dal mercato dell'usato, nelle 4 regioni della pianura padana, i diesel Euro 5, vetture piuttosto recenti perché immatricolate tra il 2011 e il 2015. È evidente che qui c'è qualcuno che decide chi è in grado di circolare o di fare delle cose. Stiamo scivolando verso un incubo assoluto, forse descritto solo da George Orwell nel suo famoso romanzo 1984, stiamo andando verso veramente un mondo distopico da questo punto di vista e il colpevole è sicuramente la burocrazia europea. Il blocco dei diesel Euro 5 previsto nei giorni feriali dei mesi invernali nei comuni con più di 30.000 abitanti delle 4 regioni della pianura padana può essere alleggerito equipaggiando il veicolo con un dispositivo GPS che registri gli spostamenti, fissando un tetto massimo di chilometri percorribili nelle zone vietate. Ora, se è vero che l'ambiente va difeso, si può invece discutere se sia giusto calare dall'alto verso il basso provvedimenti che colpiscono quei cittadini che tutti i giorni devono andare a lavorare e non hanno alternative alla loro vettura. Chi nei giorni feriali non guida per piacere, ma per necessità. Io spero e confido che il governo metta mano immediatamente, tranquillizzi tantissime persone automobilisti che appunto non possono cambiare auto, sostanzialmente hanno auto che probabilmente inquinano meno di qualche elettrica nel ciclo completo. Devo dire, se questo non succede, forse è anche il momento che i cittadini prendano delle iniziative e boicottino questo tipo di politica veramente distruttiva. Ancora la cronaca, perché ieri si è verificato un incidente che ha riguardato un mezzo pesante lungo l'autostrada A4 a circa 2 km dall'area di servizio di Fratta Nord in direzione di Venezia. A provocare il sinistro lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro dello stesso auto articolato che trasportava materiale elettrico. Rovesciandosi, il mezzo pesante ha occupato l'intera carreggiata, per cui è stato necessario chiudere il tratto e di conseguenza lo svincolo in ingresso alla Tisana in direzione di Venezia. L'incidente non ha visto coinvolti altri mezzi e persone. I 2 occupanti, marito e moglie stranieri, sono stati estratti dalla cabina di guida dai vigili del fuoco giunti dal distaccamenti di Latisana e Portogruaro, e poi i feriti sono stati portati in ospedale dal personale sanitario. La donna in volo all'ospedale di Udine, dove è in prognosi riservata e non sarebbe in pericolo di vita, mentre il marito a bordo dell'ambulanza è stato ricoverato al nosocomio di Latisana. Una lunga colonna di auto e camion si è formata ovviamente dallo svincolo di Latisana fino al nodo di Palmanova, provocando disagi alla circolazione anche per coloro che da Trieste si mettevano sulla A23. Torniamo al caldo, perché Daniele Garbina ha raccolto le voci di qualche vicentino che racconta come sta vivendo queste giornate così torride. Le giornate da bollino rosso per le alte temperature mettono a dura prova la città. Sotto stress soprattutto le persone fragili, anziani e bambini. Si allungano giorno dopo giorno le code d'attesa al pronto soccorso dell'ospedale del San Bortolo per chi viene colpito dai colpi di calore. Malori a cui cercano di sfuggire molti pensionati nei centri comunali adibiti e attrezzati di climatizzatori. Molti cantieri hanno recepito le disposizioni a tutela dei lavoratori nelle ore più calde. Una situazione ancor più preoccupante, considerato che siamo solo all'inizio dell'estate. Eppure c'è chi sotto il sole cocente si aggira comunque in città. Il caldo ci dobbiamo fare i conti, Roma è terribile anche qui, però dobbiamo fare self-control e bere tanta acqua. Il suo segreto è quello? Il mio segreto è quello, sì, non utilizzo neanche l'aria condizionata, perché poi surriscaldiamo comunque l'ambiente e poi ci sono i blackout. Come si difende? Bisogna abituarsi, bisogna andare ogni giorno, bisogna sapersi adattare, diciamo, comunque saper dove muoversi, stare sempre sotto all'ombra, idratarsi ogni tot e niente, questo è essere consapevoli di quello che si fa. Adesso sarebbe meglio
restare a casa con il ventilatore. Io preferisco di bere tanta acqua fredda. Sì, hot. Humid. Humid, where it's hot in California, but this is humid. Drink water. Yes. We have water bottles. Okay. Water. L'importante è non esporsi nelle ore più calde. Certo. Lei però è qui in giro? Avevo gli esami. È andato a bere fuori Sì, sono andato a vedere i miei compagni più che altro. E quindi sto tornando. È caldo e quindi è relativo? Sì. Beh, guarda, io per fortuna sono stato mercoledì scorso che si stava già ancora meglio, però non voglio immaginare i miei compagni a studiare con questo caldo, sì. Come si fa a difendersi dal caldo pensando anche un po' a tutta la popolazione? Cosa fa, per esempio? Bisognerebbe, non come sto facendo io adesso, ad esempio indossare vestiti leggeri, comunque mettersi qualcosa in testa, un cappello, magari portarsi un ventaglio, perché è veramente terribile in questi giorni, un'afa assurda, non piove, quindi è difficile. Sì. Caldo? Beviamo, tanta acqua. Acqua ventaglio, probabilmente, sì. Uscite a quest'ora qua, non si dovrebbe essere in giro vestiti di nero. Ma abbiamo un treno per l'università, quindi si va. Grazie a Daniele Carbini, adesso torniamo alla cronaca, una vicenda tra Treviso e Padova perché ha avuto un malore durante la preghiera. Parliamo di Don Andrea Albertin che si è accasciato ed è morto. Aveva 49 anni e dirigeva l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova. La tragedia è avvenuta a Vittorio Veneto dove il sacerdote era impegnato in questi giorni negli esercizi spirituali. Un malore improvviso mentre pregava nella Casa della Spiritualità attigua al Castello Vescovile di San Martino a Ceneda di Vittorio Veneto. È morto così Don Andrea Albertin, teologo di Padova, aveva solo 49 anni. Gli altri sacerdoti che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo vani. Sconcerto, incredulità e grande dolore a Padova, dove Don Andrea ricopriva diversi incarichi importanti sia a livello pastorale che accademico. Lo ricorda con affetto e commozione Don Giulio Osto, suo vice alla guida dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Una persona brillante, ecco, una persona indubbiamente con una marcia in più da un punto di vista intellettuale, ma poi sempre con il sorriso, sempre appassionato di quello che faceva. Lui era studioso del Nuovo Testamento, da più di 10 anni insegnava letteratura paolina, letteratura giovannea, appassionato di quello che faceva, anche tagliato proprio per essere un docente e anche con un profilo accademico e di ricercatore di tutto rispetto. Anche il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Riccardo Battocchio, originario della diocesi di Padova, esprime il suo profondo dolore e la vicinanza a tutti coloro che ora soffrono per la morte di Don Andrea. Abbiamo condiviso un percorso importante insieme e non più tardi di domenica scorsa ci siamo incontrati prima che iniziassi i suoi esercizi spirituali, salutandoci con la consueta cordialità. Ora è il tempo della tristezza, della preghiera e dell'affidamento al Signore della vita, afferma il vescovo. La notizia dell'improvvisa scomparsa di Don Andrea ha destato profondo cordoglio nella diocesi di Padova. Il ricordo è veramente grato e ci sentiamo orfani, ecco, e quasi derubati, ecco, di una persona di grande valore, di grande spessore, che adesso, ecco, veramente lo ricordiamo con grande riconoscenza, con grande affetto, con molta tristezza e lo affidiamo, ecco, al Signore. Adesso Andrea, ecco, può godere faccia a faccia di quel volto di Gesù che ha tanto cercato e ha amato e al quale anche ha dato grande dignità intellettuale attraverso lo studio delle pagine del Nuovo Testamento. Abbiamo aperto questa edizione di Focus TG, questa giornata, parlando delle zone rosse, parlando di quello che era accaduto nelle ultime ore a Vicenza, perché a Vicenza zona rossa attiva da ieri nel quadrilatero del centro, quello attorno a Campomarzo, e Luisa Bertini in collegamento con noi ci aveva raccontato diciamo, di questo provvedimento. E adesso andiamo a Treviso però per parlare sempre di zona rossa, perché termineranno sabato i 40 giorni di zona rossa in via Roma a Treviso. Giovedì in prefettura ci sarà il comitato per decidere un'eventuale proroga ed il sindaco è favorevole ad una riproposizione del provvedimento magari dopo l'estate. Il bilancio mio personale è molto positivo e quindi spero che si possa riproporre questa
buona esperienza da un punto di vista della sicurezza. I 40 giorni di sperimentazione della zona rossa in via Roma a Treviso termineranno sabato. Giovedì mattina alle 10 in prefettura si riunirà il Comitato Provinciale per la Sicurezza e il tema è all'ordine del giorno. Il sindaco Mario Conte intende chiedere la conferma del provvedimento in quell'area, ma le modalità vanno discusse in comitato, spiega. Sentiremo un po' il bilancio di questa fase sperimentale della zona rossa che secondo il mio punto di vista ha ottenuto dei risultati importanti. Non soltanto da un punto di vista dell'allontanamento delle persone, ma anche da un punto di vista della percezione di sicurezza, perché è evidente che siamo riusciti a invertire la direzione. Però attendo le valutazioni appunto dei professionisti della sicurezza per poi riservarmi eventualmente di chiedere o la proroga o di ripresentare l'iniziativa magari dopo il periodo estivo, quando magari il numero di persone può essere un po' più elevato. Lungo Sile Mattei, via Roma, Porta Altini e stazione dei treni, area già da prima strettamente sorvegliata, ma la zona rossa ha fatto fare un salto di qualità e indietro non si vuole tornare. Improbabile mutuarla altrove, dice il sindaco, che tuttavia in comitato sottoporrà al prefetto Angelo Sidoti e ai rappresentanti delle forze dell'ordine la situazione in altri punti critici del centro e dei quartieri. Sarà certamente mia cura evidenziare alcune criticità in altri quadranti di città che poi si possono affrontare con la zona rossa o semplicemente aumentando la presenza di forze dell'ordine. Quindi non è la zona rossa la soluzione a tutto. Devo dire che nel quadrante di via Roma però sarà anche l'effetto mediatico, però siamo riusciti ad invertire la tendenza creando anche la sicurezza percepita. Torniamo ancora al caldo, insomma ogni tanto durante questo Focus TG siamo tornati a parlare delle ore torride che ci accompagnano in questo periodo. Adesso andiamo a Padova perché le aziende si sono un po' convinte che c'è troppo caldo anche nei cantieri, per esempio, e quindi parliamo di lavori del tram, si stanno rimodulando gli orari e si stanno spostando i turni alla mattina presto e alla sera, quindi lasciando un po' libera la fascia centrale, quella ovviamente con le temperature più alte. L'estate è la stagione in cui i cantieri stradali proliferano, visto il traffico ridotto e le scuole chiuse, e Padova, con le 2 nuove linee del tram da completare entro il 2026, sta approfittando del periodo per realizzare i lavori nei punti cruciali della viabilità. Tuttavia il gran caldo rende difficile, se non proibitive, le condizioni di lavoro degli operai che stanno realizzando le linee SIR 2 e SIR 3. Le aziende che hanno i cantieri hanno rimodulato gli orari dei loro dipendenti, anticipando i turni del mattino alle 5, in modo tale da approfittare delle temperature di qualche grado inferiori rispetto alle ore centrali della giornata. Si evita di lavorare anche dopo la pausa pranzo, spostando i turni nelle ore serali e notturne, e in caso si prediligono i cantieri nelle zone dove c'è maggiore ombra. Stiamo aspettando in queste ore un'ordinanza regionale che vada a normare in maniera complessiva la possibilità di stoppare il lavoro nelle ore più calde. Noi siamo già in contatto con le aziende che stanno lavorando sul tram, ragionando sul problema, e quindi già in sinergia con loro stiamo intervenendo, non lavorando nelle ore più calde e fare i lavori o la mattina presto o nel tardo pomeriggio, compatibilmente con la questione del rumore. L'ordinanza regionale però permetterà di coordinarsi in tutta la regione e quindi sarà più efficace, in quanto oggi alcune aziende lavorano in un territorio comunale ma devono fare aspettare materiali da aziende che lavorano in altri comuni, quindi riuscire con un provvedimento comunale a organizzare gli orari risulta parzialmente efficace. La Regione Veneto, sulla scia di altre regioni che si sono già dotate, sta lavorando ad un'ordinanza per bloccare i cantieri stradali nelle ore più calde per tutelare la salute degli operai. Nel frattempo sono state già date indicazioni come l'assunzione di acqua e sali minerali e di utilizzare indumenti adeguati. Poi torneremo a parlare di caldo, adesso però ci occupiamo di politica, andiamo a Vicenza perché Fratelli d'Italia attacca la giunta di centrosinistra. Il motivo: i dipendenti del comune avrebbero subito un taglio del cosiddetto premio di produttività.
Se non viene ripristinato il fondo, se non viene fatta una politica strategica nel 2025, probabilmente nessuno percepirà alcuna somma a titolo di produttività. Valeria Porelli, ex assessore alle risorse umane di Vicenza, attacca la giunta di centrosinistra. In realtà con lei si schiera tutto il partito di Fratelli d'Italia, che punta il dito contro i tagli ai premi di produttività che hanno colpito i dipendenti del comune di Vicenza. 800 su 900 dipendenti hanno subito un taglio del premio di produttività che varia dal 16 al 40%. La media percepita in meno è pari a 500 euro con punte di 800. Questo chiaramente non può che demotivare chi ogni giorno deve offrire dei servizi alla cittadinanza. Il problema, secondo Fratelli d'Italia, è che non sarebbero state accantonate risorse sul fondo del salario accessorio. Per questo il partito di centrodestra lancia una richiesta alla giunta di centrosinistra. È chiaro che la coperta è corta, ma evidentemente il governo Meloni con il decreto sblocca PA ha dato e dà l'opportunità agli enti, ai comuni di poter effettuare nuovi investimenti e allo stesso tempo di valorizzare il capitale umano che già lavora nel comune. Quindi ora spetta solo al sindaco, alla giunta, capire che tipo di orizzonte vuole dare al proprio personale. Chiediamo un ripristino del fondo del salario accessorio, che si può fare. E quindi vedremo come andrà questa richiesta politica, se ci saranno risposte da parte naturalmente del Comune. Adesso parliamo di sanità perché per fare fronte alla carenza di infermieri nella nostra regione arriva un voucher per incentivare l'attrattività della professione, un voucher che è stato presentato a Palazzo Balbi, la sede della Giunta regionale. Un voucher di 1.000 euro destinato agli studenti iscritti ai corsi di laurea in infermieristica nelle sedi della Regione Veneto. È una misura che viene erogata una tantum dopo aver superato il tirocinio e l'importo che in questo senso vogliamo investire è di circa 9 milioni di euro complessivi a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus, quindi programmazione 21-27. Si tratta di un esperimento per fronteggiare la carenza di infermieri favorendo l'attrattività della professione. 1.000 euro all'anno che chiaramente servono anche per sostenere tutte quelle spese che sono legate alla fruizione dei corsi, ma anche spese appunto per sostenere coloro che magari sono studenti fuori sede e per incentivare anche l'attrattività di questi corsi che sappiamo insomma ultimamente essere carente. Ci sono però altre iniziative messe in campo nell'ambito del piano regionale per far fronte alla carenza di personale sociosanitario. Ci stiamo occupando anche degli operatori sociosanitari come gli OS, che sono figure che diventano sempre più centrali e importanti con una popolazione la cui età media appunto sta invecchiando e queste figure che riteniamo debbano essere qualificate dal punto di vista professionale sono nel centro della programmazione regionale anche attraverso un cambiamento di approccio circa la formazione di queste professionalità, che è un approccio che è diventato più flessibile e quindi più capace di intercettare le esigenze del territorio, e rendendo questo percorso di formazione più flessibile abbiamo permesso di aumentare il numero di corsisti. È stata anche attivata una piattaforma per la gestione della mobilità interaziendale, riuscendo a dare risposta a 120 persone che chiedevano di avvicinarsi a casa. E siamo addirittura d'arrivo rispetto ai fondi integrativi, i famosi 51 milioni previsti per legge dell'anno scorso, che riusciremo a mettere a terra sia per quanto riguarda il comparto sia per quanto riguarda la dirigenza medica, quindi andiamo anche a intervenire un po' sulla parte retributiva. Torniamo alla cronaca e lo facciamo andando nel bellunese, perché le segnalazioni dei cittadini che hanno notato la refurtiva buttata via, i sistemi di videosorveglianza e i ladri che avevano saccheggiato le auto parcheggiate sono così finiti in galera. Per loro è già stato disposto dalla questura un foglio di via per 4 anni dalla provincia di Belluno.
Arrestati dalla squadra volante della questura di Belluno i 2 malviventi che avevano saccheggiato le auto dei partecipanti della Velenosa di Bolzano Bellunese. Il reato contestato è il furto aggravato in concorso. Domenica mattina, in tarda mattinata, ci sono stati segnalati dei furti, tentativi di furti sulle auto parcheggiate a Bolzano Bellunese dei partecipanti alla competizione La Velenosa che si è svolta lì dal 27 al 29 giugno. Nell'immediatezza ci siamo messi sulle tracce dei malfattori e anche grazie alle segnalazioni della cittadinanza, che colgo l'occasione per ringraziare, quasi immediatamente siamo riusciti a trovarli mentre erano intenti a disfarsi della merce che non reputavano di loro interesse, e li abbiamo tratti in arresto e siamo riusciti a recuperare l'area furtiva di cui si stavano disfacendo nei campi adiacenti alle stradine laterali. Una ventina le auto oggetto dell'attenzione dei malviventi, con frantumazione di finestrini e spadinatura di serrature per poter rubare tutto quello che si trovava all'interno. Nel giro di poche ore i 2 uomini, cinquantenni, non bellunesi ma residenti in Veneto, non nuovi a scorribande malavitose, sono stati trovati in località Santa Giustina, permettendo che fosse recuperata tutta la refurtiva di ingente quantità e valore, consistente in denaro contante, computer, tablet, orologi, telefoni, borse, occhiali da sole, zaini. Gli oggetti rubati sono stati restituiti ai loro legittimi proprietari e i 2 autori dei furti sono stati tratti in arresto e condotti nell'istituto penitenziario di Baldenice. Ed ora una breve pausa, poi torniamo per l'ultima parte di Focus TG. Apriamo una pagina di politica adesso nell'ultima parte di Focus TG, perché a Treviso si sono riuniti i rappresentanti diciamo i segretari di sezione della Lega. C'è questa ipotesi che alle prossime elezioni regionali la Lega corra da sola. Vediamo. Mi sento regolarmente e continuerò a farlo con il segretario Stefani, ma anche con tutti i segretari delle altre componenti del centrodestra, perché per noi fondamentale è la compattezza della coalizione, che tra l'altro è proprio quello che ci chiedono i veneti. La voce ufficiale della Lega Veneta è quella di Alberto Stefani e con lui di corsa in solitaria di certo non si parla. Lo dice con altre parole, ma il succo è questo, Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, all'indomani dell'incontro al K3 di Treviso dei segretari di sezione della Marca, riuniti per esprimere il loro dissenso verso la bocciatura del terzo mandato da parte degli alleati e spingere per una corsa appunto in solitaria. Per i meloniani quello di andare uniti è invece un mandato ricevuto dagli stessi elettori. Siamo convinti che, come avviene in Regione, come è avvenuto su tanti temi e programmi negli ultimi 15 anni, il centrodestra possa e debba continuare a lavorare unito per il bene dei cittadini veneti. Ma il K3 va in scena tutt'altro film. I leghisti mettono nero su bianco le loro condizioni che, se non accettate, farebbero saltare il banco e inviano il verbale al segretario regionale. Prima di tutto che vuole il rispetto reciproco. Se certa gente si scalda un po' la testa, vuole fare i sapientoni, noi altri non ci stiamo. Si chiede la continuità del buon governo che c'è stato, riconosciuto dai cittadini del Veneto, con un candidato che a questo punto sia la continuazione del lavoro fatto dal nostro movimento, e l'importanza di avere una lista Zaia a seguito per testimoniare la bontà di quanto è stato fatto finora. Noi vogliamo aiutare la Lega a fare le scelte migliori per i cittadini del Veneto, e l'abbiamo fatto ascoltando la base. Sia la coalizione dunque solo se il candidato presidente sarà un leghista e se Zaia potrà correre con una sua lista. Unica strategia per la Lega per non soccombere alle urne al partito di Meloni. A Treviso ne hanno discusso i militanti, a Vicenza il direttivo provinciale, Padova, sotto una più stretta influenza dei salviniani, si divide. Il segretario provinciale Nicola Pettenuzzo rimanda tutto a un confronto tra sindaci leghisti sabato a Treviso all'evento organizzato a Santa Caterina. Ma di Padova è anche Roberto Marcato, l'assessore regionale da mesi invoca la corsa in solitaria proponendosi come candidato in alternativa allo stesso Stefani. Sono stato il politico più votato del Veneto, ho un'esperienza in regione di 10 anni come assessore allo sviluppo economico e all'energia, ho fatto dei risultati straordinari
cioè non dovrei candidarmi perché? Poi dico, non è che sì, abbiamo tutti i premi Nobel candidati al posto mio, per cui insomma al precisa domanda si candiderebbe, ma certo che sì. Il partito oggi ha bisogno di fare un risultato stratosferico, non dico che sia l'ultima chiamata, ma quasi. Dello schieramento di centrodestra intende far parte anche questa volta, come nelle due precedenti tornate, la Liga Veneta Repubblica, che però annuncia, se non fosse possibile, se la coalizione si spaccasse, saremo comunque presenti con una nostra lista e con un nostro candidato presidente, Gianantonio Toni Darè, altro nome storico della Liga, simbolo della Lega anti-Salvini, pronto a rappresentare un territorio che dall'establishment si è scollato. E questa proposta di correre in solitaria divide un po' la base padovana. Non tutti sono convinti su quale sia la strada giusta da seguire, tra loro il sindaco di Noventa, Marcello Bano. Credo che i cittadini non capirebbero una corsa solitaria della Lega. Credo che la Lega abbia tutte le caratteristiche per esprimere un candidato all'interno del centrodestra e ritengo che sia assolutamente imprescindibile che ci sia una coalizione di centrodestra dove governiamo comuni, regioni, governiamo a livello statale, governiamo bene da contrapporre al centro-sinistra. Quindi io penso che la strada maestra sia quella di andare via compatti, uniti, con un centrodestra unito. Altrimenti i cittadini non capirebbero la motivazione di correre da soli. Torniamo alla cronaca, a Bassano, anzi a Rosà per la precisione, perché resta chiusa la statale 47 Valsugana, la gente è esasperata, si capisce che è importante per la sicurezza, ma c'è un intero paese che è in difficoltà con pesanti disagi. Quinto giorno di chiusura della statale 47 Valsugana, ci troviamo a Cusinati di Rosà, proprio nel blocco a sud dell'arteria stradale, all'intersezione tra le vie Cavaliere di Vittorio Veneto, Brega e la provinciale 55 Cusinati. Pesantissimi i disagi al traffico, con i mezzi pesanti che sono costretti in arrivo da sud a girare verso via Brega, pesanti disagi anche alle attività che si trovano lungo questo tratto di via Cavalieri di Vittorio Veneto, questo tratto della 47 Valsugana. Non si sa ancora quando la strada sarà riaperta, continuano incessanti controlli dei tecnici di Italgas affiancati dai vigili del fuoco intervenuti anche da Tiene con il gruppo volontari, Recoaro, Vicenza. Passato il collaudo che ha segnato un calo dei livelli di metano, restano più alti rispetto alla norma i valori registrati nella palazzina di via Cavalieri di Vittorio Veneto, all'altezza dell'incrocio con le vie Sacro Cuore e Campagnola. A questo si aggiunge anche il fatto che Enel per tutta la mattinata di mercoledì sospenderà l'erogazione dell'energia elettrica a causa di un altro guasto avvenuto in una ditta di Cusinati, per cui l'ente ha dovuto intervenire d'urgenza e inibire la corrente in diverse vie della frazione rosatese. Intanto chi ha un'attività lungo il tratto della Valsugana interessato dalla rottura del tubo del gas è molto preoccupato. È il caso di questa negoziante che ci ha chiesto di non essere ripresa, ma ci ha rilasciato lo stesso alcune dichiarazioni che fanno capire qual è la situazione a oggi. I disagi sono molti, anche perché noi con i negozi così purtroppo non abbiamo il passaggio, di conseguenza tanto valeva tener chiuso. Noi ad esempio domenica abbiamo tenuto chiuso perché tanto alla fine non c'è il passaggio, di conseguenza non ci sono le vendite, i disagi sono veramente tanti. Siete preoccupati per quello che è successo? Un po' sì, sinceramente. Strada chiusa, state patendo pesanti disagi? Sì, un po' calato il lavoro un po'. Si lavora meno? Sì, meno si lavora. Lavoriamo abbastanza con la clientela di zona, però lavoriamo su questa statale qua con altri clienti di passaggio, eccetera, eccetera. Infatti hanno trovato difficoltà sulle vari punti che hanno chiuso, quindi ha dato qualche problematica, certo sì. Le prossime ore saranno cruciali per capire quando potrà essere riaperta la statale 47 Valsugana. E adesso la politica, torniamo a parlarne, però lo facciamo spostandoci in Friuli Venezia Giulia, perché il governatore Massimiliano Fedriga ha ottenuto la fiducia sulla mozione programmatica votata in Consiglio regionale, maggioranza compatta a favore del provvedimento dopo la crisi nel centro-destra. E quindi vediamo un po' cosa succede anche per sbirciare nel mondo della politica dei nostri vicini del Friuli Venezia Giulia. This is
Consiglio regionale è stata approvata la mozione in sostanza di fiducia al Presidente Fedriga con 27 voti a favore, 17 contrari, quelli dell'opposizione, e un astenuto, quello del consigliere Pisani della Slovenska Skupnost, che appunto ha annunciato in aula la sua astensione. Questo risultato di una mozione che conclude la vicenda della crisi di maggioranza che era sorta dalle parole del ministro Ciriani di Fratelli d'Italia e che era proseguita poi con una verifica all'interno della maggioranza che regge questa regione e che aveva dato vita appunto a questa mozione firmata e preparata da tutte le forze della maggioranza che hanno votato compatte a favore della fiducia al Presidente Fedriga. Allora sentiamo che cosa ci ha detto proprio lo stesso Presidente Fedriga subito dopo la votazione in aula. Sente di uscire da questa vicenda rafforzato come azione di governo? Penso che la maggioranza sia assolutamente rafforzata, la compattezza dimostrata nella testimonianza e la voglia di proseguire altrettanto, e anche le dichiarazioni di voto di tutti i capigruppo mi sembrano che sono andate in modo chiaro in questa direzione. Prossimo passaggio, legge elettorale? No, ci sono tante cose da fare importanti, come che abbiamo ricordato nella mozione. Dopo la sinistra e il PD si sono concentrati sul terzo mandato, che non è citato nella mozione, e sulla legge elettorale, che evidentemente stanno loro molto a cuore, ma in realtà nella mozione noi parliamo appunto di sanità, l'abbiamo detto prima, parliamo di infrastrutture, parliamo della paesaggistica, parliamo delle nuove province che mi auguro potranno vedere la luce molto presto rispetto alla votazione in Parlamento. E come vi dicevo, a astenersi in aula è stato il consigliere della Slovenska Skupnost Marko Pisani, che fa parte del gruppo del Partito Democratico, ma che ha spiegato ai nostri microfoni le motivazioni di questa sua astensione, che ha annunciato anche in lingua slovena, proprio nell'ottica di valorizzare il ruolo della minoranza slovena. Sentiamolo. Mi sono espresso, cioè mi sono astenuto all'elezione, alla mozione, per il fatto sull'apertura che ha fatto il Presidente per la Slovenska Skupnost, cioè per la nostra comunità nazionale presente nel Friuli Venezia Giulia, perché credo sia giusto che ci sia una rappresentanza assicurata nel Consiglio regionale che sia espressione della nostra comunità. Un po' mi appello a quanto esiste già in Slovenia per la comunità nazionale italiana, dove c'è il seggio garantito addirittura al Parlamento di Lubiana, ma anche nei vari comuni dove è presente la comunità italiana. A Venezia ora, perché ammontano a circa 10.000 euro i danni provocati da 3 furti subiti in pochi giorni dall'Emporio della Solidarietà. È veramente un furto odioso. Tra i volontari c'è la rabbia, lo sconforto di non poter più aiutare e dare un servizio a 300 persone che vengono qui a comprare da mangiare, anzi a prendere da mangiare, non a comprare. Per 3 volte in una decina di giorni i ladri hanno saccheggiato i generi alimentari dell'Emporio della Solidarietà di Venezia, e questo è lo scenario che incontreranno le persone in difficoltà economica che usufruiscono di un servizio per molte di loro essenziale. Per alcuni questi scaffali vuoti potranno rappresentare una seria difficoltà a mettere assieme il pranzo con la cena. Tra le decine di volontari che compiono sacrifici quotidiani per mandare avanti l'Emporio, 3 furti in pochi giorni sono motivo di rabbia e frustrazione, ma per le almeno 300 persone che sostanzialmente dipendono dal banco alimentare è un dramma nel dramma. Chi va a rubare ai poveri? Perché noi aiutiamo le famiglie che sono in difficoltà, quindi vuol dire togliere il cibo a chi è in difficoltà economica. Questo è stato il gesto che ci riempie veramente, ma in prima persona, di una rabbia. Durante il primo furto sono state portate via 10 bottiglie d'olio. Sembrava un fatto isolato, ma giovedì pomeriggio, attorno alle 15:30, approfittando delle poche persone presenti in una struttura piuttosto estesa, c'è stata la spesa grossa, quella in cui è stata svuotata la maggioranza degli scaffali e dei frigoriferi. Il colpo di grazia la notte scorsa, entrando da una finestra rotta con un mattone. I danni complessivi sono quantificabili attorno ai 10.000 euro, un capitale per un'associazione di volontari. Chi lo desidera può offrire un aiuto donando dei generi alimentari oppure attraverso un versamento nel codice IBAN dell'associazione Corte del Forner con la casuale donazione per furto.
Adesso c'è anche un po' di paura, ma magari a stare qui sapendo che c'è gente che può entrare. Cioè, calcolando che sono venuti tra le 3:15 e le 3:40 del pomeriggio e dentro c'erano delle persone che non hanno sentito perché erano in fondo ed erano chiuse, in fondo c'è un ufficio con l'aria condizionata. Io come Presidente non voglio che nessuno qui stia più da solo, devono essere almeno in 2 perché ho paura anche per l'incolumità delle persone. Veramente odioso quello che è accaduto a Venezia, grazie a Filippo Fois per il suo servizio. Adesso parliamo dell'attrice comica romana Emanuela Fanelli, che guiderà la cerimonia di apertura e chiusura della Mostra del Cinema in programma dal 27 agosto al 6 settembre, l'ha annunciato la Fondazione Biennale di Venezia. Venezia ha rappresentato la sua svolta cinematografica nel 2022 nel film Siccità di Paolo Virzì, presentato al Lido alla mostra. Si è guadagnata il primo dei 2 David di Donatello conquistati, quale miglior attrice non protagonista del film. 3 anni dopo questo grande successo, Emanuela Fanelli tornerà sul red carpet dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ad agosto, con il prestigioso ruolo di conduttrice del festival. Sarà lei dunque a guidare le cerimonie di inaugurazione il 27 agosto e di chiusura il 6 settembre, con le premiazioni del Leone d'Oro, dei vari Leoni e degli altri premi. L'ha fortemente voluta per questo importante e prestigioso incarico il direttore del festival Roberto Barbera e tutta la Biennale di Venezia. L'annuncio arriva a pochi giorni dal suo 39esimo compleanno. Emanuela ha così ricevuto un po' in anticipo rispetto al 6 luglio il suo regalo più bello. Emanuela è autrice anche dei suoi monologhi, qui ne vediamo un piccolo spezzone. Volevo dire al regista che questo film mi è piaciuto tanto, cioè mi sono persa all'inizio, però da quando ho visto io, ammazza. Ha debuttato al cinema nel 2015 con il film Non essere cattivo di Claudio Caldigari. Questa non la porto ovviamente tutti i giorni in borsa, però nella borsa con cui vado al lavoro c'è almeno una volta, perché è una macchinetta fotografica istantanea. Le fotografie istantanee con le persone sono molto belle e soprattutto hanno già la nostalgia incorporata, cioè la vedi e c'hai nostalgia di 10 secondi prima, che è una cosa, un sentimento in cui mi piace ogni tanto crogiolarmi. 13:30, prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21:15 con Focus, che avrà come ospiti Pietro Bean, Cesare Busetto, Nicola Falconi, Paolo Galeano, Eleonora Mosco, Alberto Panfilio, Laura Puppato, Massimo Venturato e Gianfranco Vezzaro. È tutto per questa edizione di Focus TG, buon pranzo e buon pomeriggio a tutti e grazie per averci seguito.